Saluto e ringrazio il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato. Grazie a voi. Prima di parlare di militari, confini, presidiati, Covid e altro, ha sentito le dichiarazioni di questo ex appuntato dei carabinieri in materia di stupefacenti? So che è stato particolarmente attento al servizio e l'ho visto un po' perplesso rispetto a certi passaggi. Perché? Ha una domanda di riserva stasera, direttore? No, perché io non posso rispondere a questa domanda. Io non riesco a capire innanzitutto cosa voleva con questo servizio quel ex carabiniere. Non riesco ho cercato di stare attento, ma alla fine non ho capito cosa voleva dire. C'erano tutti i presupposti. L'ha detto lui stesso, era una sostanza stupefacente, sono stati trovati i ragazzi, sono stati accompagnati in caserma, hanno fatto gli atti, a differenza di quello che dice quell'ex carabiniere, perché non lo chiamo collega, non lo chiamo ex collega, sa che io chiamo tutti quanti ex colleghi, questo non lo chiamo collega, neanche ex collega. Ma come mai? Perché? Cioè, ha messo in dubbio l'operato dei suoi ex collaboratori, colleghi, ha messo in dubbio un operato del genere quando se è andato in pensione, se è andato via prima, non lo so, ma dall'età non mi pareva un ragazzino, ha indossato la divisa per 50 anni, 40 anni. Cioè, proprio non riesco a capire. Pensavo fosse, poi mi sono messo a leggere ex carabiniere, pensavo fosse la difesa l'avvocato di difesa, cioè non riesco a capire, cioè, cosa hanno fatto di illegale quei carabinieri, quei miei colleghi, cioè vorrei sapere cosa hanno fatto di illegale, perché quello che ha raccontato lui procura, è tutto legale. Ma c'è un esposto in procura? Sì, ma guardi, ho idea di come andrà a finire questo esposto in procura, ho già le idee chiare di come andrà a finire questo esposto. Comunque mi meraviglio di andare contro l'operato, anche perché non mi pare siano stati picchiati, non mi pare siano stati presi a schiaffi, cioè che non ci sia stata una violenza fisica, hanno fatto il loro dovere, al di che ne dica lui, entro le 48 ore dovevano dare il responso e non immediatamente, è stata fatta l'analisi al narcotest, quindi è stata riconosciuta sostanza stupefacente, l'ha detto lui, cioè io non riesco, cioè non ho capito niente del servizio. Poi giovedì sera sentiremo e me lo rivedo, perché devo capire, però quando ho letto ex ho detto non è possibile. Certo. Cambiamo argomento, meglio. Perché poi ovviamente la giustizia fa il suo corso e Raffaele Padrone giovedì sera alle 21 si rivedrà l'intero servizio, certo. Magari capirà anche un po' di più di quanto questo ex appuntato dei carabinieri ha voluto segnalare con un esposto in procura. Militari non a presidio dei confini, ma questa volta a presidio delle piazze, delle città, per far rispettare le misure Covid. In effetti stasera, arrivando qui in sede, ho trovato traffico, ho detto vuoi vedere che già ci sono i carri armati che rallentano il traffico, poi invece mi sono ricordato che c'era i lavori in città e quindi la Pontebana è diventata una tragedia a qualsiasi ora della giornata. Guardi, io spero che non ci sia, anzi lei prima ha dato notizia di ANSA che non ci sarà questa chiusura anticipata dei locali come giornalisticamente. La notizia è non ci saranno coprifuoco, possibili chiusure selettive. Quindi auspico che, siccome era una notizia giornalistica di questi giorni anche il discorso dei militari, non credo, insomma, siamo arrivati ai regimi sovietici e quindi non credo che si utilizzi un sistema del genere, me lo auguro, perché la città militarizzata, se vi ricordate quando il sindaco di Pordenone aveva messo i militari unitamente alle ronde, visto che parliamo di sicurezza, c'era già stato qualcuno che giustamente diceva non vogliamo la città militarizzata, figuriamoci se vediamo i militari liberi di attuare questo servizio di controllo. Io credo che sia un po' eccessivo.
Devo dire invece che il signor capo della polizia, il prefetto Gabrielli, ha mandato sabato pomeriggio con un'urgenza una circolare direttore in cui dà disposizioni di effettuare mirati controlli e di ai locali, chiaramente alle movide, questo sì, quindi ci saranno dei controlli ulteriori che abbiamo già messo immediatamente in atto già sabato sera, ma ci saranno dei controlli giornalmente a qualsiasi ora del giorno e della notte, ci saranno controlli più specifici, mirati ancora come avevamo lasciato circa nel periodo estivo, quando c'era un po' questa storia della movida a Pordenone e di tutte le altre città. Quindi c'è stato un rinfrescare alle questure l'urgenza di effettuare questi controlli mirati ai locali. Certo. Senta, e invece il pattugliamento ai confini rimane un po' un tabù. Rimane un tabù, e come avete visto, militari, sì, ma si ricorda quando parlavamo dei 100 militari, quando la Morgese ci aveva proposto e detto che sarebbero arrivati in aiuto dei poliziotti anche 100 militari, mi pare che siano arrivati 20 o 30. E io cosa vi avevo detto? Che non sarebbe arrivato nessuno, non sono arrivati gli agenti, non sono arrivati nemmeno gli aiuti da parte dell'esercito italiano, i quali insomma credo che debbano fare altro che andare a cacciare questi signori che attraversano dai paesi balcani per arrivare a Pordenone. Una cosa è veramente attenzionabile, cioè ogni giorno arrivano 50-70 persone. Questo è un lavoro che ultimamente le questure della nostra regione stanno sopportando in maniera drastica, perché c'è un problema di personale. Ricordo che stanno arrivando 8 agenti, a dicembre arriveranno 8 agenti a Pordenone, fanno parte sempre di questo programma triennale, sono gli ultimi che dovrebbero darci dal Ministero, però è vero anche che quest'anno se ne vanno 15 solo da Pordenone, certo. Ogni anno sono oltre 2000 che mensilmente nella Polizia di Stato se ne vanno per raggiunti limiti di età, e attenzione che da qua al 2023 saremo con 40.000 unità in meno, quindi credo che ancora una volta, lo ripeto, il governo dovrebbe tirarsi sulle maniche e pensare anche alla sicurezza, visto che è così interessato alla sicurezza sanitaria, dovrebbe anche interessarsi della sicurezza partecipata che è quella, certo. Oltre che quella delle nostre strade, anche quella dei confini, insomma non c'è solo il mare, ecco. Grazie dottore, ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Grazie, salutiamo anche quelli con la copertina che ci stanno guardando. Con la copertina? Cioè? Sì, ormai fa freddo con la copertina. Vabbè, copertina, caminetto, stufe, è arrivato il freddo. Vabbè, dai, chi più ci guardano dalle altre televisioni, poi non ci guarda la gente con la copertina. Certo, vabbè, che ci mancherebbe. Dai, avanti Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Intanto a Fiumicello i carabinieri di Villa Vicentina sanzionano un'osteria per la violazione delle norme di prevenzione. Si tratta della seconda volta per il suddetto locale.